sotto vari punti di vista. Labirinto ducale, primo fra tutti quello di scrivere un libro che parlasse di Palazzo Ducale diverso dai 1000 altri che sono stati scritti in vari anni, e anche di recente sono state pubblicate guide o comunque libri che approfondissero in qualche modo questo argomento molto importante della città di Venezia. Labirinto ducale, il titolo scelto presagisce già il tortuoso cammino che si può percorrere all'interno di un luogo, di uno scenario che oltre a simboleggiare Venezia simboleggia il potere nelle sue varie manifestazioni che ha rappresentato questa città e la sua epopea sin dalle origini, e in questo abbiamo cercato con Federico appunto di dare un taglio nettamente diverso, un percorso che chi non è mai stato a Palazzo Ducale almeno una volta nella vita, o quando si è ragazzi e si va in gita scolastica a scuola, o comunque in momenti così anche i più strani nella vita, si decide di fare una visita a Palazzo Ducale, che è uno dei simboli di Venezia, e sicuramente ognuno di noi almeno una volta questo percorso l'ha fatto, però magari lo ha fatto con gli occhi incantati di chi rimane intrappolato dalla magnificenza dei contenuti che questo palazzo così sfolgola. In sostanza il tentativo quindi qual era? Quello di andare oltre le apparenze e andare a leggere i simboli che Palazzo Ducale nasconde, simboli che poi spesso sono espressione di un'autocelebrazione e di una propaganda, no? Sì. Io volevo però fare un passo indietro, sì, perché quando Alessandro mi ha proposto di scrivere un libro su Palazzo Ducale, io devo ammettere ho avuto una reazione un po' scomposta e gli ho risposto: ti sei matto, perché su Palazzo Ducale hanno scritto tutti quanti i più grandi storici dell'arte, storici, filosofi, viaggiatori, e ne hanno scritto in tutti i modi possibili, tanto è vero che nella prefazione a un certo punto io dico si potrebbe alzare un altro palazzo del tutto equivalente a quello in pietra, utilizzando al posto dei mattoni i libri che sono stati scritti su di esso. Quindi lo sforzo lo ritenevo titanico, non solo per le qualità e le dimensioni del Palazzo Ducale, ma anche proprio per il confronto che inevitabilmente si sarebbe creato. E ho posto anche qualche resistenza stavolta. Io, che quando così mi trovo di fronte a una nuova avventura tendo sempre a buttarmi a cuore leggero, stavolta mi sono un po' come dire, preso una piccolissima pausa per valutare se era il caso di tuffarsi o meno in questa. Dopodiché, affrontando questo palazzo, che io poi ho sotto gli occhi quasi quotidianamente, perché abito a Venezia e ci abito molto vicino, e ci passo davanti, direi, quasi tutti i giorni, forse più volte al giorno, mi sono reso conto che in realtà la proposta era molto stimolante, in quanto è vero che su Palazzo Ducale è stato scritto e detto di tutto e di più. È anche vero che alla fine di questo libro, che non è un libro tanto piccolo, perché sono pur sempre 320 pagine, alla fine mi sono detto, non abbiamo scritto niente. In realtà quello che abbiamo lasciato fuori è infinitamente di più di quello che abbiamo scritto. Cioè abbiamo dovuto operare una serie di scelte, spesso dolorose, perché diventa difficile dire metto questo, metto quello. Cos'è il più importante? Ci sono diversi punti in cui la scelta è stata effettivamente acrobatica, perché dire scarto con assoluta certezza questo punto e ne inserisco un altro, questo talvolta è stato fatto in maniera abbastanza dolorosa. Quindi il palazzo in effetti ha delle caratteristiche formidabili, perché non è solo il più importante, il più grande,
l'edificio di Venezia con più storia. Notate bene, nasce prima di Venezia. Palazzo Ducale vanta già un primo primato, nasce prima della città stessa. E già questo, per esempio, mi ha incuriosito, perché questo io non avrei assolutamente mai immaginato prima di mettermi a scrivere. Infatti il libro, che si articola in varie sezioni, affronta in primis proprio quella dell'esterno. Noi arriviamo a Palazzo Ducale, prima di entrarci rimaniamo già colpiti dalla mole del palazzo, che è visibilmente possente, ma al tempo stesso anche presenta delle caratteristiche uniche nel fatto che, per come ci si presenta oggi, è estremamente diverso da come era appunto alle origini in cui si ipotizzava la forma di un castellum, proprio di una fortificazione romana. Si presenta come un paradosso dell'architettura, il vuoto che sorregge il pieno, quindi già qui, ecco, apre gli occhi a mille percezioni e anche a mille domande, che in questo libro comunque trovano svariate risposte. Fondamentalmente Federico ha fatto una considerazione giusta. Abbiamo cercato di cucire in questo libro una serie di posizioni, di letture e riletture della storia, ma quello che conta fondamentalmente nella scelta fatta dall'autore è la verità, ecco, la posizione di verità di fronte alla storia di Venezia, la scelta di sovvertire anche l'ordine di uno storicismo portato avanti nel tempo, con visioni spesso contrarie alla logica, e vedremo anche i vari punti di cosa parliamo, e quindi una visione un po', se vogliamo, ai limiti tra scienza e storia, arte, no? Un po' alchemica. Ma perché e questo, al di là di quelle che possono essere le mie posizioni personali e le mie opinioni, è la caratteristica stessa del palazzo. Cioè il palazzo non è semplicemente un edificio, non è solo l'edificio più grande e artisticamente rilevante di una città, che pure è di per sé un concentrato d'arte, di storia e di bellezza. Anzi, questo io per esempio nella prefazione lo metto, attenzione, il problema iniziale di chiunque si accosti a Venezia e alla sua storia è quello di non farsi schiacciare dalla bellezza della città e dall'importanza delle storie della città, perché questo fuorvia il giudizio. È come se la bellezza si sovrapponesse a qualunque altra considerazione e finisse per far deviare ogni corretto giudizio. In questo senso è assolutamente vero quanto dice Alessandro, la ricerca della verità. Ecco sì, il libro parte da un assoluto bisogno di verità. Anche se è stato scritto da un veneziano, anche se cerca di inquadrare nel suo contesto preciso tutti i fatti, i personaggi, però non è che risparmi niente e nessuno, proprio perché quello che ci interessa è rimettere un po' le cose a posto. Purtroppo su Venezia circola di tutto, in questi ultimi anni poi si è assistiti a una vera esplosione di pubblicazioni su Venezia, la Repubblica Serenissima, di alterazioni propagandistiche che non trovano nessun riscontro nella realtà dei fatti. La storiografia del Novecento, anche quella più seria e attenta, non aiuta, perché si è molto schiacciata sul mito della bellezza veneziana, come se questo assolvesse tutto. E così, per esempio, ci si è completamente dimenticati che le lagune venete, salvo ovviamente alcuni meritevoli che hanno combattuto in questo senso, sono state abitate ben prima dell'arrivo dei primi profughi, che hanno una storia millenaria alle spalle, perché sono state popolate proprio a partire dagli antichi veneti, hanno avuto viaggiatori greci di tutti i tipi, etruschi, e appunto la grande sorpresa di questo palazzo, che in realtà nasce prima della città stessa, perché nasce come un punto fortificato romano, è un castellum, proprio nel senso letterale, castrum, fortezza, piccola fortezza, è come un castello
dobbiamo immaginarcelo con 4 torri angolari e le mura merlate e un ponte levatoio all'altezza di quella che oggi è la Porta della Carta. Sembra già una descrizione assurda, ma se poi ci aggiungiamo che la piazzetta era in realtà una darsena e questo castello era completamente circondato dall'acqua, forse ce ne facciamo un'idea che è molto più precisa e molto più efficace. Certo, anche la laguna, no? Era molto diversa, tutto il territorio, diciamo, la geomorfologia. Ieri mattina ho passato 4 ore a spiegare a dei poveri ragazzini di una scuola di Mestre che la storia si studia a partire dalla geografia. È una verità secondo me elementare e che invece purtroppo mi pare addirittura, io non sono molto addentro alle recenti trasformazioni della scuola, però la vogliano cancellare o giù di lì. È una sorta di demenza che non so da dove derivi. Come si possa studiare alcunché, conoscere alcunché del passato senza conoscere come erano i luoghi è impensabile. Allora questi ragazzini allibiti che mi guardavano, io per fortuna mi ero trovato dietro una ricca presentazione in PowerPoint con cartine riprese da antichi testi, che da Grado a Ravenna era tutta una laguna interconnessa con un sistema sofisticatissimo di vie d'acqua che gli antichi abitanti di questa parte d'Italia ben prima dei Romani avevano realizzato in maniera così efficace che con ammirazione Strabone scriverà: ma come, qua non c'è la malaria. Allora gli ho detto: la malaria qua è stata debellata nel dopoguerra grazie a tonnellate, milioni di tonnellate di DDT. Bene, ma la malaria qua non c'era, perché? Perché questo sistema sofisticato di canali trasversali, chiamate fosse per transversum, cosa aveva portato? Aveva portato che l'acqua era sempre in movimento. E quindi la malaria non c'era a Ravenna, non c'era a Venezia, non c'era a Grado, non c'era da nessuna parte. E tutto questo mondo, per esempio, non esiste la sua geografia che farebbe comprendere per quale ragione Venezia è sorta lì dov'è e non altrove. Perché Venezia è stata costruita così? Perché la ragione di queste famose case sostanzialmente su palafitte, di queste fondamente con i pali di legno infissi nel caranto che diventano tutt'uno con il fondo di fango e quindi formano una base solidissima, è la tecnica costruttiva che avevano gli antichi abitanti, gli antichi veneti che abitavano la zona. Un cemento armato naturale. Un cemento armato naturale, in effetti è così, d'altronde il palazzo sta su in virtù di questo, cioè in virtù di questa base incredibile, per cui questo legno in effetti immerso nel caranto diventa pietra. Diventa pietra, sì, è come se appoggiasse sulla pietra, e questo è un dato di fatto. E d'altronde la geografia spiega il perché il castellum si trova lì. Si trova all'incrocio di una serie di assi viari, commerciali e militari fondamentali, per cui i romani, che sapevano dove costruire le loro fortezze, hanno deciso che proprio al centro di questo snodo doveva starci una qualche struttura che garantisse il controllo di queste vie. E d'altronde quali sono queste vie? Il delta di quello che era il Meduaco, cioè il Brenta Bacchiglione, che portava su a Padova e Vicenza, e più a sud si collegava con la rotta dell'Adige, quindi Verona, Valle dell'Adige e via del Brennero, e soprattutto l'importantissimo sistema fluviale Sile-Piave, che era un altro grande delta paragonabile a quello, ecco, quando io dico ma il Piave aveva un delta più o meno simile a quello del Po oggi, grande meraviglia, ma era così in effetti, perché Jesolo era un'isola esattamente come il Lido di Venezia è un'isola rispetto a Venezia oggigiorno, è una situazione del tutto simile. E questo grande asse viario era la via che oggi la statale che ci corre a fianco si chiama Dalemagna, perché collega praticamente la costa adriatica con il centro Europa, ed è sempre stato così. Era la via dell'Ambra, era la via del ferro. Altino sorge là dove è sorta la foce del Sile, perché era il punto di interscambio merci. Altino, che è la matrice di Venezia, e ovviamente ne è la matrice anche da un punto di vista costruttivo. Palazzo Ducale racconta, sapendo leggere le sue pietre, e non per niente la collana si chiama Pietre Parlanti, perché niente è casuale,
si cerca di far parlare le pietre e raccontare questa storia, oltre naturalmente a raccontarla a partire da quando il palazzo assume poi la sua vera natura. Un'anima romana. Ma ecco, già dall'esterno si ha una chiara percezione del vastissimo apparato di simboli che costella il palazzo, sia all'esterno che poi soprattutto all'interno. Ecco, volevo chiedere a Federico, già il ricco colonnato che sorregge il pieno, no? Questo svuotamento che risale al 300 e che è incrostato di scene di vita quotidiana, anche quello simboleggia in qualche modo quella che era la vita in una Venezia ancora nel pieno del suo sviluppo, diciamo sia commerciale che politico, una Venezia ancora gotica e che poi di lì a poco si sarebbe in qualche modo trasformata. Ecco, ci sono dei simboli posizionati in modi e in luoghi ben precisi che già caratterizzano determinate scelte che non sono per nulla casuali dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista propagandistico e come si potrebbe dire quasi magico, no? Beh, ma sicuramente adesso mi riferisco a questo episodio. Noi siamo andati a fare svariati sopralluoghi al Palazzo Ducale. Eravamo Alessandro come editore e coordinatore del progetto e c'era ovviamente la terza persona che oggi manca perché non è potuto venire, il fotografo che è Mark Hidrosmith, che è inglese, però è un po' considerato il fotografo di Palazzo Ducale perché sue sono le foto anche di tutte le guide ufficiali di Palazzo Ducale. Quindi un uomo che credo abbia alcune decine di migliaia di foto di Palazzo Ducale. Nonostante questo le abbiamo fatte tutte nuove. E nonostante questo noi siamo andati svariate volte dentro Palazzo Ducale e a tutte le ore del giorno, direi quasi della notte, tanto è vero che mancava poco ci consegnassero un cartellino di guardiani. Noi montavamo con i guardiani, smontavamo con i guardiani. Beh, l'ultimo giorno, l'ultima fotografia, l'ultima inquadratura, sfiniti, stanchi, morti, anche perché camminare e guardando, controllando, fotografando è una cosa faticosissima. Poi noi l'abbiamo fatto d'inverno, quindi è anche un freddo terrificante, perché soltanto l'appartamento dogale è parzialmente riscaldato, il resto è a temperatura ambiente, quindi potete immaginarvi che cos'è. Beh, ci siamo fermati in cortile sotto un arco, abbiamo alzato gli occhi, proprio uno dei punti più secondari di tutto il palazzo, più insignificanti, ci siamo accorti che è completamente incrostato di bassorilievi. Abbiamo detto, ecco, dovremmo ricominciare tutto da capo. Hai un senso di impotenza e di frustrazione, perché ogni angolo in effetti racconta un'infinità di storie. Partendo dall'esterno abbiamo queste 36 colonne. Cominciamo con i numeri magici. 36 è un multiplo di 12, un multiplo di 3. 3 più 6 fa 9. Nel gioco di tarocchi è l'eremita. Ci sono 36 capitelli di queste colonne. Ognuno di questi è incrostato di scene di vita quotidiana. In effetti i 36 capitelli rappresentano uno spaccato perfetto della società veneziana del 300, perché sono raccontati sia episodi particolari ma proprio episodi di vita quotidiana, il falegname, il fabbro, il pescatore, sono stati utilizzati largamente in passato proprio per la loro ricchezza iconografica, per le informazioni che riescono a dare a chi così gli si avvicini e si riesca a non farsi distrarre da tutto quello che c'è attorno, che non è poco, ecco uno dei problemi anche, no? Cioè questa ricchezza monumentale che c'è attorno, riesca un po' a soffermarsi su questo. Notate bene che è vero, il pieno sovrasta il vuoto. Palazzo Ducale ha un doppio vuoto su cui la massa appoggia, ma la cosa più incredibile è che il colonnato, specialmente quello del piano terra, è stato ricavato successivamente. Originariamente visualizziamo il muro di un castello, ma questo muro resterà molto a lungo così, è soltanto col tempo che verrà tolto prima uno strato, ma la fetta, diciamo piano terra,
svuotando quindi con un'operazione che è pericolosissima dal punto di vista ingegneristico e che ancora adesso richiederebbe molta attenzione, però nel 300 hanno svuotato quindi il piano terra e ci hanno piazzato le colonne e gli archi. Non paghi di questo, un centinaio di anni dopo hanno pensato di realizzare la loggia Foscari, quella che è la loggia del primo piano e che corre lungo tutto su due lati del palazzo con lo stesso sistema. Siccome gli era andata bene 2 volte, poi vedremo nel cortile, lo faranno una terza volta nel 600 per amore di uniformità. Quindi questa ala orientale è stata svuotata 3 volte nel corso del tempo con lo stesso sistema, riuscendo a non compromettere la statica dell'intero edificio, il che, bisogna dire la verità, è stata un'operazione assolutamente magnifica. Nel far questo poi hanno incrostato le facciate, in questo caso, di simboli. Quello più ricorrente, ossessivo, che si ritrova all'esterno, all'interno, scolpito, dipinto, in bassorilievo, in altorilievo, disegnato, colorato, in bianco e nero, è Venezia raffigurata nelle vesti della giustizia. La giustizia veneta è l'ideologia ufficiale della città, della Repubblica, della sua classe dirigente, e viene sbattuta in faccia al visitatore a ogni piè sospinto. Non puoi girare la testa un attimo senza incappare in un'immagine della giustizia. Questo non può pensare, nel senso, scusate non petita, no? Cioè, chi ha bisogno di manifestare tanto con evidente necessità un senso di giustizia, vuol dire che in qualche modo ha la coda di paglia. C'è un momento fondamentale proprio nella ricerca di questa verità di cui ampiamente si cerca ad ogni piè sospinto nel libro Tra le pieghe della storia. C'è uno che a mio avviso, poi chiaramente Federico lo manifesta in più punti del libro, è il momento focale, il momento cardine della storia di Venezia e di Palazzo Zuccari in particolare come simbolo della storia di Venezia. Siamo in una data, tra l'altro, che poi a pensarci bene fa pensare a sua volta, 1297. Se teniamo conto che la caduta della Repubblica è nel 1797 e il primo doge Paoluccio Nafesto è stato eletto nel 697, già questa coincidenza quasi strana e astrale fa un po' rabbrividire, no? Ecco, nel 1297 cosa succede? Beh, il 1297 è l'anno della serrata. Qua io ho un'opinione personale molto marcata. La serrata divide in 2 la storia veneziana. C'è prima un comune, chiamiamolo con qualche forzatura terminologica, però democratico. Sostanzialmente i cittadini sono tutti uguali, hanno tutti la possibilità di accedere a qualunque carica. È il comune che fa Grande Venezia, perché la Grande Venezia del XIII secolo, quella di Dandolo e di Doge Tiepolo, è il comune democratico. Nel 1297 la serrata chiude l'accesso al Maggior Consiglio, inventa per via giuridica una aristocrazia che prima non era mai esistita, e da quel momento Venezia si trasforma prima in repubblica aristocratica, quindi chiudendo sempre più le porte, oligarchica, fino a morire sostanzialmente di asfissia. Vorrei tornare però sulla questione dei numeri. Io sto leggendo un bellissimo libro su Pitagora, il quale si diceva tutto è numero, sostanzialmente tutto si riduce a numeri, mentre Alessandro qua sciorinava le date. Questa è una osservazione che anche noi abbiamo fatto, a dire la verità, a posteriori, però è vero. Allora è chiaro, l'elezione del primo doge è un po' mitica e incerta, però siccome mito, leggenda, magia, ieri sera ne ho sentita una di bella, si chiama magia ciò che la scienza non è ancora riuscita a scoprire, e probabilmente è più che vero questo. Non per niente alle basi della scienza moderna c'è l'alchimia, ci sono tutti i procedimenti alchemici, e questo non è sicuramente un caso. Beh, nei numeri di Palazzo Ducale ci sono moltissimi di queste situazioni, perlomeno, chiamiamole così, inquietanti. 697 è il primo doge, 1297, cioè 600 anni dopo, abbiamo la serrata.
il numero 6 è l'arcano numero 6 dei tarocchi, l'impiccato, anzi no, scusa, mi sto sbagliando, che il 12 è l'impiccato, gli amanti, no, la necessità di una scelta. L'arcano numero 6 dice sei di fronte alla necessità di una scelta. Allora abbiamo il primo doge, abbiamo la serata. Esattamente 6 secoli dopo, nel 1797, noi abbiamo, sembra 5 della verità, sì. Casca il palco, no, però abbiamo la ripetizione del 9 e del 7. O del 5 meno 1. O del 5 meno 1, del 6 meno 1. Anche del 6 meno 1 abbiamo la caduta della Repubblica, la quale cade il 12 maggio. 12 maggio, 12, 3, come 36 sono le colonne, come il 3 che si ripete molto ossessivamente nel palazzo, e maggio che è il mese numero 5. Vedete come le cose sembrano assumere spesso un tono che è stranamente inquietante. Un disegno dall'alto. Quasi esistesse un disegno a cui in qualche modo bisogna... Perché comunque una cosa è chiara e certa in tutta questa elaborazione. Il Palazzo Ducale rappresenta la pietra filosofale dei veneziani, rappresenta quindi l'elemento alchemico che trasforma, che trasmuta, non so se si sente, che trasmuta ogni cosa. E quindi diciamo anche il Palazzo Ducale, come abbiamo visto, si trasforma gradualmente e quasi continuativamente nel corso della sua storia, attraverso uno degli elementi poi che sono paradossalmente incredibili, no? In una città costruita, una città dell'utopia che prende forma sull'acqua, pietra sull'acqua, trasformata da un elemento che con l'acqua sì, ha poco a che fare, fuoco. Ecco, sì, in effetti io ho adottato questa definizione del Palazzo Ducale, pietra filosofale, nel senso alchemico del termine, perché per capire i termini della questione veneziana, di questa utopia, di questa gente che a un certo punto baratta la terraferma con una dimensione anfibia, costruisce una città dove non si potrebbe costruire, che appoggia la pietra sull'acqua, perché questo è quello che avviene, quindi è un'apparente follia, bisogna scomodare qualche cosa di assolutamente particolare. Il Palazzo Ducale permette di decodificare questo disegno, questa avventura, questo sogno, e quindi la pietra filosofale dei veneziani, sicuramente. Dopodiché ci sono questi aspetti alchemico curiosi. In effetti il fuoco è il grande agente della trasformazione, come lo è nell'alchimia, ma lo è anche a Palazzo Ducale, perché tutte le grandi trasformazioni del palazzo sono precedute da un colossale incendio. Il fuoco è il nemico principale della città d'acqua. Sembra una contraddizione, sembra ridicolo, ma effettivamente è così. D'altronde, se pensiamo a come è costruita, probabilmente non ci stupiamo più di tanto. È il fuoco perché innanzitutto, e c'è una bellissima fotografia di Mark Smith del sottotetto del palazzo che esemplifica alla perfezione, che spiega il perché, la quantità immensa di legno su cui la città si regge. Il legno è il principale, prima ancora della pietra che lo riveste, ma è il legno la vera armatura della città, e quindi questo la rende vulnerabile. La seconda ragione è data da quello che dicevo prima del freddo che noi abbiamo patito, l'umidità dentro Palazzo Ducale facendo i nostri percorsi. Dentro ogni stanza c'è un camino. Il fatto che i camini siano in gran parte a opera dei Lombardo li rende molto belli, però restano camini, cioè fonti di fuoco che potenzialmente pericolosissimo, e questi camini e questo fuoco faceva funzionare tutto dentro il palazzo, perché si cucinava, ci si riscaldava tramite questi grandi camini.
combiniamo i due elementi, il fuoco presente in ogni stanza, il legno presente ovunque, e comprendiamo perché gli incendi fossero così frequenti. A ogni incendio però hanno messo mano cercando di ricostruire meglio, di costruire di nuovo, secondo i nuovi criteri, secondo l'ideologia del momento. Questo spiega perché il palazzo venga via via trasformato e assuma l'aspetto attuale. Per fortuna non hanno accettato l'opinione di Palladio, voleva nel 1567, dopo l'ultimo grande incendio, raderlo al suolo e ricostruirlo in maniera unitaria, però bisogna dire che si sono fermati solo per soldi. Sarebbe stato come dare fuoco a un archivio, perché alla fine il Palazzo Ducale altro non è che un sedimento continuo di storia, no? È un'arenaria. Vabbè, comunque abbiamo visto il concetto fondamentale di questo approccio, ma entriamo a palazzo veramente. Allora, il libro è una guida in sostanza, non parla della storia di Venezia come un saggio, ma vuole farlo strada facendo, esplorando questo enorme apparato e seguendo quello che è il percorso poi tradizionale, cioè se uno va a Palazzo Ducale ha un percorso guidato, entra da Porta della Paglia, delle Biade, che in realtà è affacciata al bacino, che in realtà non è la porta principale, storicamente la porta principale è la Porta della Carta, dalla quale si esce finita la visita. E quindi si entra da lì e si inizia il percorso, si entra nel cortile, nel vasto cortile, che poi vedremo anche nell'ambito di questo percorso, di quanto viene detto. Chi leggerà avrà il piacere di visitare, ma di leggere anche soprattutto il libro, si accorgerà di quante mani sapienti e di grandi artisti e architetti si sono avvicendati nel continuo rigenerarsi del palazzo, con stili estremamente diversi, perché poi nell'arco storico delle sue trasformazioni il palazzo conserva elementi di stile gotico, di stile romanico, elementi di stile della Rinascenza e via dicendo così, fino alle ultime trasformazioni che addirittura riguardano l'Ottocento. Entriamo nel cortile e già lì abbiamo uno degli estremi simboli di tutto il palazzo, che è la Scala dei Giganti, no? Che simboleggia anche dei momenti drammatici della storia di Venezia, sulla quale Federico ha cercato di più di ogni altra cosa, per verità, tipo la figura di Maria Farnese. Vabbè, ma allora io cerco disperatamente di levarmi di dosso la fama di cattivissimo che parla sempre di sangue, e tu mi riporti sempre là. Ma dopo parleremo ancora di sangue. Ecco, hai detto bene che Palazzo Ducale è un archivio, ma è un archivio anche perché è un mosaico. Noi dobbiamo fare questa prima considerazione. Fatto di tanti tasselli. È fatto sì di tanti tasselli, perché è sempre stato così, è un mosaico di funzioni. In effetti, pur essendo grande, visto tutto quello che conteneva, è un palazzo ridicolmente piccolo, sede del capo dello Stato, del capo del governo, di tutti gli uffici di governo, di quella specie di Parlamento che è il maggior consiglio, palazzo di giustizia, funzione che non perderà mai, al punto che ospita le prigioni, tanto i pozzi quanto i piombi. Beh, tutto questo dentro un singolo palazzo. In Europa non c'è nulla che sia paragonabile a questo, e anche in uno spazio relativamente ristretto. Non stupisce quindi che il nostro Marinefallière sia stato, per così dire, giustiziato, io dico assassinato. Ecco, questo è uno dei punti direi topici del libro dal punto di vista del contenuto, del significato. Si parla della cosiddetta congiura di Marinefallière della metà del 300, si fanno anche però accenni a quelle precedenti, perché in effetti già nel 1300, quindi appena 3 anni dopo la serrata, Marin Bocconio è il primo a cercare di organizzare un suo movimento armato contro questo che è un vero colpo di Stato, che è stato attuato ai danni di tutti i veneziani. Nel 1310 abbiamo la celebre congiura cosiddetta di Baiamonte Tiepolo, Marco Perini e Badoero. Nel 1354-55 Marinefallière, l'unico doge dei 120 raffigurati tra sala del Maggior Consiglio e sala del Scrutinio che non ha il suo ritratto perché è coperto
da un drappo nero, l'uomo di cui sui documenti è scritto di lui non si deve parlare. Lo scrive il Consiglio dei 10, cioè l'anima nera della Repubblica, un consiglio che riesce a travalicare qualunque autorità, il vero depositario della sovranità, al punto che conclude trattati con potenze straniere all'insaputa del Maggior Consiglio, al punto che nel caso di Marine Fallière, la congiura di Marine Fallière nel libro è ricostruita con molta precisione, perché secondo me è un caso veramente esemplare. Allora voi vi immaginate un organo di sicurezza che non sa niente, che è in atto una congiura, che riceve una soffiata, siamo nella metà del 300, e nel giro di 24 ore scopre tutti i congiurati, li processa, li trova tutti colpevoli, li giustizia tutti quanti. Però giustamente il commento è però, io sfido qualunque organo di sicurezza ad avere questa velocità. Il sospetto che nel libro ovviamente è adombrato, qua c'è qualcosa che non quadra, questa procedura è piuttosto irregolare, diciamo che quantomeno lo sapevano prima. Oltretutto questo organo di sicurezza, che è sempre il Consiglio dei 10, per sicurezza appunto non si riunisce dentro Palazzo Ducale, perché non sanno se i congiurati sono già così a buon punto, ma si riunisce fuori, quindi al di là di quelle che sono le sue strutture, lontano dai suoi uomini, insomma in una situazione di assoluta emergenza. Nonostante questo hanno una velocità, una rapidità assolutamente fuori dal comune. Adesso qua non è il caso di addentrarsi nei dettagli di tutta la vicenda, che comunque sono narrati con precisione. Addirittura mettono in bocca, mi hanno ricordato i processi staliniani. Pare che Marine Fallière a un certo punto dica: ah sì, uccidetemi perché non sono degno di vivere, il concetto è questo. Sono colpevoli di fronte alla Repubblica, finalmente giustizia è fatta. Ma insomma riportano le cronache. Sì, le cronache diciamo ispirate, liberamente ispirate dai giudici. Altra situazione che non quadra: Marine Fallière è un uomo estremamente anziano, alla fine di un cursus honorum spettacolare, non ha figli, non ha nessuno a cui trasmettere questa presunta signoria a cui aspirerebbe. Insomma, nella storia di Marine Fallière non quadra assolutamente nulla. Però era l'uomo perfetto. Però era l'uomo perfetto per permettere un'ulteriore stretta al regime aristocratico. Notate bene che chi dà la soffiata naturalmente viene ricompensato. Uno di questi però, come dire, esagera un pochettino. Non solo vuole le case del doge ai Santi Apostoli, non solo vuole i suoi soldi, vorrebbe anche essere fatto nobile e accedere al Maggior Consiglio, ed è di fronte a questa ultima richiesta che il Consiglio dei 10 si blocca. Insomma, sto qua per farla breve, finirà malamente anni dopo in Ungheria, perché un'altra delle caratteristiche del Consiglio dei 10 è di non dimenticarsi di niente e di nessuno, e anche a distanza di molto tempo colpirlo con la dovuta severità. Un organo incredibilmente efficiente, che si avvale di un rito che si chiama il rito dei 10. Significa totale assenza di qualunque tipo di rito in realtà, perché è l'arbitrio dei 10. Non esiste difesa, non esiste contraddittorio, l'imputato non sa di che cosa è accusato, sa solo che inesorabilmente sarà condannato, e spesso in modo crudelissimo. Quindi un sistema che addirittura si avvale di una polizia segreta, di una implacabile macchina che schiaccia chiunque si opponga al diktat del potere dogale, del potere della rappresentanza del Consiglio dei 10. Però ecco, forse addirittura sfugge il controllo di questo. No, ma sicuramente in realtà poi diventa l'organo di una minoranza che espropria la stessa maggioranza dei nobili. Quindi in questo senso il regime aristocratico diventa prima oligarchico e poi diventa proprio l'espressione di alcune famiglie.
D'altronde, seguendo l'itinerario di visita, c'è qualche cosa che ci spiega molto bene anche l'atmosfera, e sono gli itinerari segreti. Visitando Palazzo Ducale ci sono due opzioni: l'itinerario, diciamo, base, e quello gli itinerari segreti. Bisognerebbe proprio trovare il tempo e la voglia di farli tutti e due, perché l'itinerario ufficiale è quello attraverso le stanze sia dell'appartamento dogale che le stanze di rappresentanza, all'insegna della magnificenza, delle opere d'arte, della grandiosità, anche degli spazi ampi, sempre nelle dimensioni veneziane, intendiamoci. Gli itinerari segreti invece sono gli itinerari di servizio attraverso gli uffici non di facciata, quelli operativi del Consiglio di 10, degli inquisitori, della Cancelleria Ducale, insomma il mondo a parte. Bene, ci sono alcune foto nel libro che illustrano molto bene questa cosa, stanzette piccole, soffitti bassissimi, assenza di luce. Se tu finisci lì dentro vivi già in un'atmosfera buia, è quasi silenziosa, una sorta di buco nero che in qualche modo cattura chi ci finisce dentro per anche banali ragioni che spesso potrebbero essere confutate, e non si sa se poi ne esce, e poi non si sa neanche dove vada a finire, perché il Palazzo Ducale, come dicevi prima, contiene in sé anche le prigioni che erano veramente tremende. Anticamente erano in Palazzo Ducale, poi sono state costruite fuori. Diciamo, dentro il palazzo rimangono i pozzi, che purtroppo oggigiorno non si possono praticamente mai visitare perché sono spesso allagati, e i piombi che sono contenuti negli itinerari segreti. Si può visitare anche la famosa cella di Casanova, sono estremamente interessanti perché sono prigioni di lusso, e quindi questo dà bene la misura della vita di questi prigionieri. Effettivamente tu entravi soltanto per morire o ti tiravano fuori rapidamente, perché per entrare dentro la cella di Casanova, che è di tutta la più lussuosa, a tutt'oggi noi ci dobbiamo, capito che erano più piccoli, ma insomma praticamente piegare in due, non c'è aria, non c'è luce, non c'è niente, non si riesce a immaginare insomma come uno possa stare rinchiuso lì dentro. Ironia della sorte, hanno di quei portoni, di quei catenacci che definire sovradimensionati è poco, cioè come se fosse veramente possibile per qualcuno aprirsela via. E visto che parliamo di Casanova e della sua fuga dei piombi, anche quella è esaminata nel libro con molta attenzione, perché è un altro di quei racconti incredibili. Allora, noi abbiamo fatto un po' il percorso che ha fatto Casanova, insomma abbiamo riletto accuratamente tutta la sua narrazione. Bisogna dire, grande affabullatore, formidabile narratore, però non sta né in cielo né in terra. Allora, abbiamo detto che il palazzo è tutto quello che è, quindi palazzo di giustizia, sede del governo, di tutte le magistrature, ospita la seconda armeria della città. A tutt'oggi l'armeria contiene 8.000 pezzi, molti meno di quelli che erano in origine, e su tutte le stanze dell'armeria campeggia una sigla, CX, Consiglio dei 10. Dopo l'Arsenale, il Palazzo Ducale è la seconda armeria di Venezia. Questo significa, per la presenza del Doge che ci dorme dentro, per la presenza di tutti questi uffici fondamentali e segreti, per la presenza di tutte queste armi, che sicuramente il palazzo è stravigilato da guardie armate. Secondo Casanova, lui è passato per i tetti, è entrato per le finestre, ha rotto porte, insomma ne ha combinati di tutti i colori. Tra l'altro si fa anche dei pisolini, si cambia di vestito. Insomma, io ho fatto due conti, se veramente una persona dovesse fare tutte le cose che lui dice di aver fatto dentro il palazzo, ci impiega una settimana, non lo spazio di una notte. Ma il più bello di tutti è come conclude il racconto, perché arriva sostanzialmente nella cancelleria ducale, la porta è chiusa, credo bene, e non sa come aprirla. Allora, a colpo di genio, apre la finestra, si affaccia, siamo sul via di palazzo, a quel punto fa con la manina segno a un passante, il quale, cosa volete che pensi? La cosa più ovvia, è un visitatore che è rimasto chiuso dentro.
va all'ingresso e gli fa aprire, e lui uscirebbe così dalla porta principale tranquillamente. Ora, se io e lui, facendo i nostri sopralluoghi, fossimo rimasti chiusi, a parte che era impossibile, ma chiusi dentro l'Alto Ducale, e in qualche modo avessimo richiamato l'attenzione con qualcuno, arrivava sicuramente al 113, intanto si interrogavano per una notte: cosa fate, cosa non fate, perché siete qui, cosa siete venuti a fare, com'è che siete rimasti chiusi dentro, eccetera. E che adesso è semplicemente un museo. Dire che eravamo guardiani, come tutti perdevano. Senza divisa, avrò detto cartellino, impossibile. Sì, ecco, questo è un altro aspetto, no? Un po' più o meno serio rispetto a quello di Marine Fallière o delle vicende della Serrata, o, visto che siamo a Padova, dei Carraresi. Insomma, tutte queste tracce danno l'idea di come la storia in sostanza può essere spesso rivista e riscritta. Forse anche la storia di Storia del Novizio di Casanova andrebbe riscritta. Ma sicuramente bisognerebbe fargli molte pulci. Comunque sì, la storia viene scritta e riscritta continuamente e viene soprattutto piegata a esigenze di propaganda. Questo è il problema di fondo. Per questo nell'esordio del libro dice: no, questa è una ricerca di verità. È un libro scritto da un veneziano, però che non fa sconti ai veneziani in nessun modo. Intanto non dici una verità. Cos'è che non dico? Che non sei veneziano, ma sei padovano. E anche in questo caso dimostra che sono un mentitore. Ti voglio stuzzicare, visto che ti piace il sangue. C'è una storia che riguarda una pagina di sangue e lega Palazzo Ducale a Padova. Quelli Carraresi. Allora, in onore di questa presentazione padovana vogliamo parlare? Ma sicuramente. Allora, la seconda sala dell'Armeria è rinomata per il busto di Morosini. Il busto di Morosini è in una nicchia, ci sono due porte ai lati e dietro c'è una stanza che è l'ultimo residuo di una parte molto antica del palazzo chiamato Torresella, dove erano concentrate le celle di massima sicurezza del Consiglio dei Dieci. Ed è lì che si è consumato il dramma dei Carraresi che, come non so se sapete, ma insomma sono stati sterminati lì dentro. E non uso questo termine a caso, perché nelle vicende dei rapporti Venezia-Padova indubbiamente c'è stata una delle più grandi mistificazioni storiografiche a cui si possa assistere ancora oggi. In realtà Padova non voleva assolutamente essere assoggettata a Venezia, oppose una resistenza ai limiti del possibile, venne conquistata dopo una guerra durissima e un assedio ancora più duro, e quando i veneziani misero le mani su Francesco Novello da Carrara e sui suoi figli, Jacopo e Francesco III in particolare, che avevano animato la resistenza di Padova, trovò il modo per giustificare il loro assassinio. E qua ritorniamo all'ideologia della giustizia veneta, perché non solo vennero uccisi, allora questa era una prassi, insomma, tutto sommato all'inizio del 400 abbastanza normale, cioè il capo della nazione vinta viene ucciso e si risolve il problema. I veneziani sono andati più in là, perché hanno sterminato tutti i carraresi su cui hanno messo le mani, tranne un unico ramo che è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Anzi, se venite il 9 di giugno al Museo degli Eremittani, dove parleremo di nuovo di Labirinto Ducale sul Vito di Andrea Colasio come evento collaterale a questa serie di appuntamenti di Padova Carrarese del Guarinto, perché c'è anche il Guarinto al Palazzo Ducale, tra le altre cose, ci sarà una degli ultimi eredi di questi Carraresi, cioè Novella, Papa Fava dei Carraresi. Papa Fava hanno dovuto A. rinunciare a tutto, B. cambiarsi il cognome e sparire. Ma il bello di tutto questo non è tanto in questa politica distruttiva che poi riguardò anche tutti i simboli carraresi in giro per il Veneto, quanto la giustificazione. A Venezia riuscirono a elaborare questa meravigliosa teoria per cui, siccome i carraresi erano a titolo onorifico
patrizi veneti associati, è una sorta di cittadinanza onoraria, patrizi veneti associati, allora in quanto patrizi veneti, combattendo contro Venezia, erano dei traditori e quindi meritavano di essere eliminati. Una cosa veramente, io credo che Beria e i processi staliniani non abbiano saputo partorire di meglio, perché è assolutamente sofisticato e direi quasi geniale. Nella legalità, nel perfetto rispetto della legalità. Ecco, insomma, abbiamo visto vari passaggi, insomma, che non sono che una minima parte di quello che potrete trovare nel libro. Non stiamo a descrivervi gli apparati artistici e iconografici e quelle che sono le curiosità e le squisitezze, tutte da scoprire facendo il giro, leggendo il libro. Una cosa, ecco, potrebbe anche essere interessante, parlando di personaggi chiave della storia di Venezia, in un momento come questo in cui si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia, forse qualcosa era successo anche prima, no? Federico? Mi sono perso. I 150 anni dell'Unità d'Italia. Forse si potevano festeggiare. Tu ce l'hai con Foscari, io mi stavo concentrando su Guariento. Beh sì, questa è un'altra delle mie manie, cioè che il personaggio, il doge forse più ricorrente nelle immagini e nella costruzione di Palazzo Ducale è Francesco Foscari, che a differenza di Enrico Dandolo è un grande doge, è un grande stratega, purtroppo è sfortunato perché Dandolo riesce a conquistare Costantinopoli e costruisce l'impero marittimo veneziano nel 1204, quindi siccome la gloria ama i vittoriosi, è stato innalzato sul piedistallo, anche se, visto che parliamo di sangue, i nostri amici greci non lo possono mica vedere. Basti pensare che per conquistare Costantinopoli nel 1204 veneziani e crociati bruciano circa un terzo della città e uccidono circa un terzo degli abitanti, a partire da donne e bambini. Quindi non è che ci vadano proprio leggeri. Sinceramente, quando nel 1453 Maometto II l'acquista a sua volta, fa molti meno danni. Ma al di là di questo, Francesco Foscari invece è un doge sfortunato perché non riesce nella conquista di Milano, della Lombardia, e quindi non riesce nell'espansione in Nord Italia, primo passo per una probabile unificazione della penisola alla metà del 400. Quando io dico questo, talvolta vengo guardato in maniera incredula, però bisogna tener conto che all'epoca Venezia, oltre ad aver già conquistato le Romagne e una parte delle Puglie, è per esempio padrona della Valle dell'Arno, ed è una delle ragioni per cui Firenze è eternamente in guerra contro Venezia, possiede Pisa Venezia in quel momento, e quindi tutti questi acquisti territoriali in Italia non si giustificano se non nell'ambito di una visione più generale che vede il Levante sostanzialmente perduto, anche perché al di là della potenza turca oggettiva c'è un crollo dell'interesse economico del Levante, cioè il Levante mediterraneo, che per secoli è stata la parte più ricca del mar Mediterraneo e quindi la parte più interessante con cui commerciare, in realtà alla metà del 400 non è più quello di alcuni secoli prima, è proprio impoverito, e d'altronde ancora oggi la parte ricca del Mediterraneo è quella settentrionale e occidentale e non quella orientale e meridionale. Quindi si è di fronte a una mutazione genetica quasi della natura socio-economica delle sponde di questo mare, e qualcuno evidentemente l'aveva capito. Ma la Sala del Maggior Consiglio, che presenta il paradiso di Tintoretto, presenta anche un'altra cosa. Io anche vi leggerei un pezzettino così anche vi rendete conto di come è scritto questo libro, perché dopo ne parliamo. Al di là dell'utilizzo fatto nel passato, oggi la Sala dell'Armamento custodisce ciò che resta del grande affresco dipinto da Guariento di Arpo verso la metà del 300,
per ornare l'antica sala del Maggior Consiglio. Originario forse di Piove di Sacco, Guariento è un artista vessato dalla sorte. Nato all'incirca attorno al 1338, di lui si sa molto poco, ma una cosa è certa: i suoi lavori sono stati bersagliati dalla sfortuna. La spettacolare incoronazione di Maria, portata a termine tra il 1365 e il 1367, brucia col palazzo nel 1577. È una perdita gravissima, anche se da quel disastro deriva la decisione di commissionare a Jacopo Tintorette l'immenso telero che ne prenderà il posto. Anzi, gli si sovrapporrà proprio. Poi, nel 1903, si decide di recuperare con la tecnica dello strappo, purtroppo non con i risultati ottenibili oggi, quanto è sopravvissuto alle fiamme, per sistemarlo in questa stanza a testimonianza della qualità di questo grande artista del Trecento. Nonostante le evidenti lacune, si riescono ancora a distinguere il soggetto della Vergine al centro, santi e profeti ai lati e tutto intorno figure di angeli e beati. L'avverso destino che segni le opere di Guariento di Arpo è testimoniato anche da un altro episodio, questa volta a Padovano. A colpire però è che non si tratta della forza devastante del fuoco, ma peggio di una scelta sconsiderata dell'uomo. E non si parla di persone qualunque. Quando gli illustri accademici dei ricovrati decidono di occupare gli spazi della loggia, detta oggi dei Carraresi, e situata nell'antica omonima reggia in gran parte andata distrutta, scoprono che la sala destinata alle riunioni è troppo piccola per le loro esigenze. Non ci pensano due volte e fanno abbattere una delle pareti interne per allargarla, indifferenti alla presenza di uno splendido affresco del povero Guariento. Ulteriore prova che il valore del singolo, come talvolta accade, può rivelarsi insufficiente a vincere le incombenti sfide della vita. Ecco perché non vorrei che dopo si pensasse che questo libro si occupa soltanto di storie, battaglie, sangue e congiure, anche se devo ammettere che ho qualche propensione in materia, però in realtà è poi una guida anche artistica e si parla lungamente dei moltissimi artefici che hanno incrostato il Palazzo Ducale di ogni sorta di opera d'arte possibile e immaginabile. E un ultimo aspetto è quello delle assenze. Ecco, importante. Ci sono molte presenze, ma forse contano più le assenze delle presenze, anche perché quello che vediamo è evidente, quello che non c'è bisogna sapere che c'era, e questo per il potere è un aspetto fondamentale. La scelta dei soggetti e dei personaggi da rappresentare. La storia veneziana ovviamente è molto lunga e offriva infinite soluzioni, però dal punto di vista storiografico ci sono delle assenze, tipo i due dogi Tiepoli del 200, che non sono raffigurati se non in un'unica opera nella sala dello scrutinio, per il resto sono totalmente ignorati in tutto il palazzo, che sono incomprensibili alla luce della loro grande importanza nella storia della Repubblica, anche perché se Dandolo conquista sono i due dogi Tiepolo a confermare le conquiste, ad allargarle e a dotare la città di tutta la sua impalcatura economico-giuridica. Il fatto che non ci siano testimoniano quanto questa famiglia dal 1310 in poi sia considerata un po' con sospetto. Credo che si potrebbe parlare a ore di Palazzo Ducale, ce ne sono tantissime di cose da dire, dall'appartamento del Doge alle stanze del potere, dell'apparato politico. Però poi ci sono fior di curiosità, ci sono un sacco di episodi curiosi, a cominciare da quelli che riguardano la povera dogadessa Teodora Ducas, bersaglio prediletto di San Pier Damiani e dei dottori della Chiesa, perché ragazzi, veniva a Costantinopoli, aveva la pretesa di lavarsi, di profumarsi, di non mangiare con le mani, e così introdusse in quel di Venezia l'uso di uno bizzarro strumento che nel dialetto veneziano oggi si chiama piron, dal greco pirein, e cioè infilzare, sarebbe la forchetta. Per tutto questo meritò dannazione eterna. Ma diciamo che che all'interno del libro ci sono anche delle interessanti. Allora c'è un percorso, no? Come abbiamo detto, segue quello tradizionale, va al di là delle apparenze, e poi ci sono anche molti approfondimenti, quindi all'interno del libro troverete delle pagine a fondo grigio leggermente diverse, proprio per staccare anche visivamente, e lì ci
ci saranno degli approfondimenti trasversali di carattere storico, di carattere aneddotico, curiosità e anche demistificazioni, insomma, proprio per rileggere un po' la storia di Venezia attraverso questo suo sito. La visita poi ecco, un'ultima cosa, proprio perché la conclusione del giro si conclude al di fuori di nuovo, cioè eravamo fuori, siamo entrati virtualmente, poi lo faremo praticamente con il libro alla mano, chi vorrà, e poi si esce, ma non è finita, c'è un'ultima cosa, no? Che poi è fresca insomma. È la facciata ritrovata, perché quando si pensa a Palazzo Ducale e si visita Palazzo Ducale ci si dimentica completamente e inevitabilmente della facciata sul Rio di Palazzo, che è la terza visibile in realtà. Oddio, è visibile con qualche difficoltà, perché si può guardare o dal Ponte della Paglia o dal Ponte della Canonica o dalla fondamenta di Santa Apollonia, che è proprio di fronte, ma sempre di striscio, e bisognerebbe anche dotarsi di qualche strumento ottico, un binocolo, qualcosa per riuscire ad apprezzarla. Noi siamo stati molto fortunati perché abbiamo approfittato delle impalcature che erano alzate per il restauro che hanno appena terminato, e quindi le abbiamo potute invece vedere a una distanza, direi, di pochi centimetri. L'incredibile di questa facciata del Rio di Palazzo è come sia incrostata di decorazioni, di stemmi, di testine di punti, di bassorilievi, anche nei ponti che chiaramente sono invisibili, perché ci sono alcuni balconcini, non c'era neanche in passato nessun modo per una persona normale di vederli. Bisogna sapere che ci sono e avere qualche strumento per poterli vedere, oppure approfittare appunto di queste impalcature. E questo ci ha molto colpito, bisogna dire. Un'altra cosa che colpisce comunque nella visione di insieme è che, considerando il fatto che nella fascia mediana c'è l'appartamento del Doge, dove il Doge proprio viveva, è evidente che il Doge sottostava a un destino, pur rivestendo la massima carica, a sandwich. Ecco, era praticamente schiacciato tra due posizioni estreme negative in sostanza, perché sono quella dei piombi nel sottotetto e quella dei pozzi a contatto con l'acqua, quasi un monito a non andare oltre. In effetti sarà anche stato casuale, perché dopo noi siamo dei maligni e quindi pensiamo subito male, però l'appartamento dogale è sospeso tra i pozzi e i piombi e a lato gli uffici del Consiglio dei Giudici, il Ponte dei Sospiri, si passa dall'altra parte. L'idea quindi che in qualche misura tutto ciò non sia casuale ma obbedisca a un disegno, come dire, sei il capo dello Stato, incarni la Repubblica, però attento, perché potresti finire anche tu nel pozzo. Ed è una chiara definizione del suo ruolo, che pur essendo appunto un ruolo di massima, suprema carica pubblica, alla fine imponeva dei limiti estremi alla sua libertà. Cioè il Doge di fatto non era un uomo così, è uno splendido prigioniero, è uno splendido prigioniero di una gabbia dorata, Palazzo Ducale. Ecco, grazie della vostra attenzione e speriamo vi piaccia la visita con questi occhi un po' disincantati di Federico Moro. Grazie a voi, e ci sono 90 fotografie che meritano, perché ci sono delle domande da fare. Siamo qua.